Il novembre si tinge di blu e lo fa per una buona causa. È infatti il colore scelto dalla Fondazione Foresta per richiamare l'attenzione sulla salute maschile e ricordare che la prevenzione può davvero salvare la vita. Da Padova parte così una campagna che invita i comuni del Veneto e d'Italia a illuminare di blu i palazzi pubblici per trasformare un gesto simbolico in un messaggio di consapevolezza. Dal blu dell'acqua termale al blu della conoscenza e della consapevolezza. Anche la città di Montegrotto Terme aderisce a questa importantissima iniziativa della Fondazione Foresta per la salute maschile. Ecco che quindi in questo mese, attraverso questo colore, avremo la possibilità di conoscere e prevenire le malattie che caratterizzano la popolazione maschile. Come Comune di Borgorico abbiamo deciso con piacere di accogliere l'iniziativa della Fondazione Foresta per la sensibilizzazione della salute maschile, illuminando di blu il prospetto principale del nostro municipio. L'idea è del professor Carlo Foresta, andrologo e fondatore della fondazione, che da anni denuncia la scarsa abitudine degli uomini a sottoporsi a controlli regolari. Secondo i dati, infatti, gli uomini si fanno visitare meno e spesso troppo tardi rispetto alle donne. Ringrazio le istituzioni e il Comune per aver aderito, colorando di blu il Comune, alla nostra iniziativa sollecitando le manifestazioni di prevenzione da parte dei giovani maschi. La Fondazione è a disposizione per questa attività. Con lo slogan "La prevenzione non è un tabù, è un allenamento", la nuova campagna, realizzata insieme a Calcio Padova e Ali Supermercati, punta a rendere la salute un gioco di squadra e con un claim ironico "Proteggi la palla" sposta l'attenzione dal campo di calcio allo studio medico. Durante tutto il mese la Fondazione proporrà inoltre screening gratuiti e incontri formativi dedicati ai tumori maschili.